Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, lui è Alex Cereda, lei è Giovanna Scaglione, in regia invece c'è la nostra Natalia, che ringrazio e saluto augurandole buon lavoro e ben trovati tutti quanti. Allora, io ho il piacere... Buongiorno a tutti, grazie. Come Allora, bella gente, io ho il piacere di ritrovarvi per queste altre 2 puntate di questo bellissimo speciale che abbiamo realizzato insieme, grazie ad Alex, che è stato il nostro gancio, perché è giusto dire le cose come stanno, senza Alex non l'avremmo potuto fare. No, ti voglio ringraziare di questo e voglio ringraziare Giovanna Scaglione che così cortesemente si è prestata a questo gioco, piacevole gioco della memoria, per raccontare un personaggio molto importante dell'automobilismo italiano, dell'alfismo, della storia dell'Alfa Romeo, che è Franco Scaglione, il cui nome resta inciso a lettere d'oro nella Hall of Fame dei grandi designer, perché in questo paese, non dimentichiamolo, paese che ha il culto del bello, non solo del buono, visto che ci hanno riconosciuto la cucina come patrimonio UNESCO, noi abbiamo anche e soprattutto il culto del bello, e i designer e i carrozzieri sono i sarti, i veri sarti dell'automobile, una cosa che oggi non esiste più in nessuna parte del mondo, solo qui da noi. Prego, Alex. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno Giovanna e a tutti i radioascoltatori, che so essere numerosi, e soprattutto con questo speciale Scaglione ho un riscontro maggiore, questo mi fa piacere, da parte degli amici del pubblico, che ringrazio calorosamente, sia per l'argomento... Ringrazio anch'io per la pazienza che hanno ad ascoltare le mie storie, che sono realtà. Fanno parte della storia dell'automobilismo. Oggi parleremo di un'auto di cui si parla poco, ma è stato un altro grande capolavoro di Franco Scaglione, che è la Stanguellini Colibri, chiamata inizialmente, o comunque la denominazione completa è Stanguellini Guzzi Colibri, per il tipo di motore che monta. È un'auto in un unico esemplare, disegnata appunto dal genio Scaglione nell'inizio degli anni 60 per i record mondiali. 63 per i record mondiali, con i piloti Pietro Campanella e Angelo Poggio, conquistarono ben 6 titoli mondiali a Monza, nell'anello quello veloce che non esiste più, con un motore 248 cm3 elaborato dalla Guzzi, che derivava a sua volta da un motore da 500 cm3 che è stato decilindrato per rientrare nella sua classe. La particolare forma della Colibri ha permesso di avere una media, parliamo di media, non di punte massime, di media di circa quasi 170 km/h per tutto il tempo, con un motore di soli 250 km all'ora. È lo studio della Colibri, lessi da qualche parte, che è stato, perché ciò che ha realizzato Scaglione nelle università di design, eccetera, viene utilizzato come test, come studio, e la Colibri, proprio per la sua costruzione, proprio per la sua particolare carrozzeria studiata da Scaglione, ha permesso, e alla sua leggerezza, di realizzare questi 6 record. Giovanna, cosa ci dici di quest'auto e della collaborazione Stanguellini-Scaglione, di tuo papà? Infatti la stiamo mostrando adesso sul canale video, tra l'altro. È bellissima. In curva sulla sopraelevata a Monza, vedo tra le varie foto che stiamo mostrando, quindi c'è anche una foto immagine potente.
dove appare Scaglione con tutto il Sì, gruppo del Sì, team. Babbo insieme a Sanguellini e i vari, chiamiamoli operai, ma sono assistenti perché sono persone che si sono dedicate alla macchina, anima e corpo proprio. Ed è stato un periodo bellissimo, perché questa macchina ha dato delle grandissime soddisfazioni, bella perché anche solo a guardarla è bella. Pensare che pesava solo poco più di 300 kg a pieno carico di benzina, quindi insomma era stata chiamata Colibri proprio perché era piccola, tutta piccolina, no? E il Colibri è piccolino, però è veloce, riesce a fare tantissime cose, addirittura, vabbè, l'uccellino riesce anche ad andare all'indietro. Ed è stata una grandissima soddisfazione sia per Sanguellini che per Babbo vedere che questo progetto, che inizialmente, come tanti progetti di mio padre, sembrava quasi un'utopia, invece è diventata una splendida realtà, perché 6 record sulla pista di Monza non sono pochi. Certo, i 2 piloti erano ottimi, però dovevano avere anche una macchina che rispondesse alle necessità richieste per certi record, e 6 record sono tanti, veramente tanti. E adesso devo essere sincera, non mi ricordo se l'ultimo è rimasto un record imbattuto per quasi 15 anni. Incredibile. Ecco, veramente... resta un fatto, mi permetto di aggiungere una cosa. Colibri Certo. era anche il nome di una famosissima macchina per scrivere molto sottile e molto leggera che furoreggiava tra i giornalisti a quel tempo, e appunto l'idea della leggerezza. Badate, queste macchine non sono solo esercizi di stile perché Franco Scaglione era un genio, ma anche perché queste automobili, e stiamo parlando di più di 60 anni fa, quasi 70 anni fa, sono la base di quello che poi è venuto dopo, cioè costruire delle automobili che consumassero meno, che offrissero meno resistenza al muro d'aria innanzi a sé, più aerodinamiche, in modo tale da richiedere meno potenza e quindi meno benzina per avanzare. Cioè tutto questo non era soltanto un lavoro estetico, era anche un lavoro di ricerca per costruire delle automobili migliori. Esatto. E pensate che veniva fatto al tecnigrafo, che è una cosa che molti dei nostri ascoltatori nati, diciamo, dopo il 1990 nemmeno possono immaginare che cosa fosse, fatto con la matita, fatto con l'intuizione di un uomo, prima del calcolatore, prima della galleria del vento e di tutto il resto. Scusate, prego. È verissimo. Ed è una cosa che, diciamo, adesso con la tecnologia si fa tutto al computer, però il tecnigrafo dove ci si metteva lì, si disegnava, si poteva diciamo sospendere un attimo, vabbè, si può fare anche col computer, per carità, ma creare sul momento, mentre pensi, praticamente la matita, permettetemi, forse questo è un volo poetico, tra virgolette, è come se volasse da sola. Cioè il fatto che chi disegna in quel momento è talmente concentrato, preso da quello che è la sua capacità, gli permette di creare un qualche cosa che non è solo tecnologia come può essere adesso il computer, no, quella era proprio manualità,
già la matita stessa che disegnava sulla carta era una manualità. Adesso ci affidiamo al computer, abbiamo magari delle conoscenze più approfondite, però lì c'era il corpo, proprio la mano, quindi parte del corpo di chi disegnava, che trasmetteva direttamente come un pezzetto della sua anima su quella carta. Ora forse mi direte che sono un po' troppo, tra virgolette, poetica. Però Giovanna, io sempre hai centrato... percepito così, perché ho sempre seguito, e ve l'ho sempre raccontato fin da piccolissima, mio padre, e io restavo incantata a guardarlo, e lui a volte mi diceva: guarda, ma guarda con gli occhi del cuore, non solo quello che vedi, il disegno in quanto tale, perché il disegno può essere bello, fatto bene, da rifare, perché chiaramente mica al primo colpo veniva come voleva. Dice, ma quello che devi imparare è sentire la macchina, sentirla, viverla nel tuo cuore e trasferirla poi sulla carta. Poi, logicamente, viene fatto il mascherone in legno, cose che sono andate completamente perdute, purtroppo, mentre invece se fossero state conservate sarebbero delle opere d'arte, e quindi diciamo il modo di creare una macchina in quei tempi era tanto cuore, veramente tanto cuore, che al giorno d'oggi, secondo me, nella mia ignoranza, intendiamoci, con tutta la tecnologia che c'è adesso, non c'è più. Perché, per esempio, parlando sempre di mio padre e degli art designer di quell'epoca, dell'automobile disegnavano tutto, le portiere, sceglievano il tipo di maniglia per le portiere, sceglievano che tipo di di interni scegliere in base al tipo di automobile. Adesso ogni ingegnere che partecipa alla costruzione di una macchina ha il suo ramo. Chi disegna l'estetica vera e propria, chi le ruote, chi scusatemi un secondo. Buongiorno. Posso chiederti 10 minuti, poi sì. Perdonami, grazie. Scusatemi, ma prego. sono stata momentaneamente interrotta. Quindi, diciamo, quello che è il risultato delle automobili al giorno d'oggi, per quanto siano belle, comode, tutto quanto, ma secondo me non hanno quel fascino, quell'umanità, direi. Quell'umanità, ecco, bravo Alessandro, perché venivano costruite con il cuore. Mi hai proprio tolto le parole di bocca. E come prima si parlava della Colibri, la Colibri è stata, perché grazie a Dio esiste ancora, tenuta come le cose sacre nel museo della Stanguellini, è stata un'opera d'arte, oltre che di capacità, perché lì bisognava riuscire a stabilire sia la bellezza estetica, sia la potenza, la possibilità di raggiungere
certi parametri, certe cose. E quindi lì era tutto al giorno d'oggi non lo so, io sento le cose più, come posso dire, più fredde, ognuno fa quello che deve fare. No, la macchina è un tutt'uno e deve essere un tutt'uno, non che il signor Rossi disegna gli interni, il signor Pinco Pallino decide quale tipo di ruote adattare, cioè ci sono troppe persone che forse non hanno quella, come posso dire, quella sensibilità che avrebbe una persona sola che si occupa di tutto. Certo. Dobbiamo anche mancava dire l'anima. Mancava l'anima. Dobbiamo anche dire che la manualità era importante. Siamo stati e siamo i più grandi tra virgolette inventori del design, non solo in automobilismo, proprio per il nostro carattere italiano. E allora la passione, come ci ricordava spesso Giorgio Langella, era il motore di tutto. Il denaro, il successo erano cose secondarie. Il primo orgoglio era disegnare, era costruire, era assemblare e il già lavorare per un marchio, che sia Stanguellini o Alfa Romeo o qualunque altro marchio, era già lavorare nel campo della meccanica era già un grandissimo pregio. Franco Scaglione, che io reputo sempre un visionario, perché guardate che non avendo gli studi specifici riusciva a realizzare dei capolavori che all'analisi tecnica risultavano corretti, con CX bassissimi. Solo un genio poteva realizzare una cosa del genere. Qualcuno oggi si direbbe venuto dalla Luna, un extraterrestre. Di interromperti, appunto si parlava del cosa del CX bassissimo. La BAT 7 che è del 54 come coefficiente aveva 0,19. Un record. Troviamo una macchina di adesso che hanno tutti gli strumenti più sofisticati, questo, quello, quell'altro, computer stratosferici. Dove troviamo un'altra macchina che ha un 0,19? Non esiste. Intanto stiamo proiettando le foto di un'altra auto di quest'oggi, Alex. Abbiamo ancora 4 minuti. Dell'ATS, ne parleremo magari nella prossima puntata. Un altro esercizio di stile. Anche l'ATS è meravigliosa. L'ATS è meravigliosa. Lì c'è anche la mano di Carlo Chiti, diciamo così. Sì. Nella società c'era anche Carlo Chiti. Nella società c'era anche Carlo Chiti. Però diciamo che per quanto riguarda l'estetica, cioè il disegno della carrozzeria era sempre Babbo che se ne occupava. Poi logicamente Chiti si occupava della parte anche, cioè principalmente della parte tecnica, motoristica, tutto quanto, ma per quanto riguarda il disegno della carrozzeria era sempre Babbo che se ne occupava. Meravigliosa, stiamo guardando delle foto costruite in pochi esemplari. Scusa se ti interrompo, io non so quale foto state guardando, però ti posso dire che la prima che è uscita era molto più bella di quelle che sono state prodotte dopo, perché la prima, se vai a cercare nelle varie fotografie poi la trova, aveva quei due, io li chiamo costoloni, sul cofano. Non so se ce l'hai a portata di mano. Si vede in un'altra foto che non è pubblicata. Comunque ho presente. E le dava uno stile e un carattere particolarissimo, oltre che aumentare la potenza dal punto di vista diciamo appunto dell'aerodinamica. Poi per vari motivi che Chiti ha deciso, ma no,
diciamo viene a costare un po' di più questo lavoro e cosa leviamo, io ignorantemente, Alessandro, poi tu correggimi, leviamo questi 2 costoloni sul cofano e il cofano lo lasciamo liscio. Però era anche quella una stupenda macchina, veramente stupenda. Bellissimo. Tra cui c'era anche Volpi di Misurata che l'ha seguita, il conte Volpi di Misurata. Non so Quanti esemplari ne sono stati fatti? In questo momento mi coglie un po' impreparata, anche Io credo anche una di trentina, questi non eccessivamente, perché le macchine disegnate da Babbo non hanno mai avuto dei grandi numeri, tranne la Giulietta, la SS e la NSU Sport Prince, quella di cui parleremo prossimamente. Sì, perché anche quella la macchinina, perché poi era una macchina piccola, molto adattabile, diciamo proprio quasi per la famiglia, e veniva chiamata affettuosamente nell'ambito la vorrei ma non posso, perché era talmente carina e riprendeva le varie tematiche che Babbo usava per darle quel tocco anche un pochino elegante, veramente elegante, e quindi c'erano tantissime persone, siccome aveva un costo anche molto, diciamo, abbordabile, la compravano e ne rimanevano veramente soddisfatissimi, perché sia dal punto di vista meccanico sia dal punto di vista estetico era una macchina che era veramente utile. Ha avuto anche un piccolo passato sportivo. Sì. Per esempio c'è stato Livio Derso, che purtroppo è mancato 2 anni fa, pilota di rally, che ha avuto diciamo la possibilità di fare delle bellissime gare con la NSU Sport Prince, e lui diceva: Giovanna, quella macchina praticamente bastava che tu pensassi come la dovevi guidare. Tu considera un pilota di rally si trova davanti a tutto, a certe curve che uno dice oddio, qui mi scaravento chissà dove, e lui diceva è una delle poche macchine che io ho guidato negli anni che io ho fatto il pilota che non mi ha mai dato nessun tipo di problema. E con questo io vi devo dare l'arrivederci a giorno 20 di dicembre, però mi sembra che sia veramente un bel percorso quello che stiamo facendo qui con Giovanna Scaglione e con Alex Cereda. Grazie a entrambi e ci ritroviamo tra Grazie a voi e un giorni. Abbraccio a tutti quanti con tutto il cuore, e vi ringrazio proprio col cuore in mano. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.